Gli analisti indicano un autunno che sarà caratterizzato dal rincaro dei costi dell'energia e quindi inevitabilmente delle bollette. Tutto questo si riverbera sulle famiglie, sui cittadini, ma anche sulle imprese, soprattutto su quelle aziende cosiddette energivore, cioè quelle che per produrre hanno bisogno di energia. Così Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, riflette sul caro energia e la stangata in arrivo sulle bollette in autunno per cittadini e imprese, per non parlare del caro petrolio conseguente ai conflitti in atto. Secondo Cabibbo, in primis, bisogna guardare a un mercato unico europeo. Una delle proposte di Forza Italia è quella di creare un mercato unico dell'energia a livello europeo, cioè il costo dell'energia dovrebbe essere uguale per tutti i paesi dell'Unione Europea. Questo perché noi che siamo un paese come Italia che dipende molto dall'energia che importiamo, non essendo un paese che ne produce a livello sufficiente per quelle che sono le necessità, paghiamo molto di più degli altri il costo dell'energia e questo naturalmente ci rende meno competitivi e incide sulla concorrenza tra le imprese a livello europeo. Poi la questione nucleare, considerando anche la possibilità di installazione dei nuovi mini impianti di ultima generazione. Altra cosa molto importante, puntare su tutte quelle forme di produzione di energia, sì sulle rinnovabili, naturalmente, quindi il fotovoltaico, l'eolico e l'idrogeno, su cui anche per esempio la nostra regione ha investito, ma accelerare sulla produzione di energia nucleare. Oggi il nucleare è un'energia moderna, è un'energia pulita, è un'energia che potrebbe contribuire in misura rilevante a rendere il nostro paese meno dipendente dalle importazioni e quindi con un costo più stabile e meno gravoso sulle tasche dei cittadini e delle imprese.